La Regione del Veneto, nell'ambito del programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2023 per il settore secondario in collaborazione con il Sistema Camerale Veneto, è presente all'edizione 2024 della Fiera Samo Expo dedicata alle tecnologie per la lavorazione dei metalli, della plastica, la subfornitura e l'industria 4.0. Circa 165 le aziende venete presenti, oltre 15.000 i visitatori nazionali e internazionali del settore. Nel nostro villaggio di Confartigianato, fatto grazie anche alla Regione Veneto, Confartigianato porta 39 imprese che aspirano comunque a creare business con paesi emergenti e paesi anche magari francofoni qui vicini a noi. L'importanza anche di essere qui in fiera, in questo villaggio, è proprio il creare rete tra le imprese espositrici, anche perché si creano relazioni tra le aziende stesse, proprio per puntare in modo più facile e anche più importante verso i mercati esteri. Vennis Promex, l'agenzia per l'internazionalizzazione in qualità di società in house delle Camere di Commercio di Treviso, Belluno Dolomiti, Venezia, Rovigo e Padova e di Union Camere con la Regione del Veneto in collaborazione con Confartigianato e Imprese Venete hanno realizzato a Samo Expo uno spazio di promozione ma anche di aggregazione e supporto per le aziende. Queste ultime sempre più adottano la politica della collaborazione tra loro per affrontare il mercato, come nel caso di alcune aziende impegnate nel settore della plastica. Questo è un esempio, un nuovo embrione di aziende che hanno messo da parte diversità, concorrenza e quant'altro e hanno visto nell'Unione una forte possibilità di cooperazione e di espansione. Ognuno ha un settore diverso che comunque compenetra e circolarizza tutta la produzione, nei fornitori di stampi ai progettisti alla produzione finale. Nei 3 giorni di fiera previsti anche momenti di approfondimento e formazione dedicati a vari temi, dal digitale all'intelligenza artificiale, compresa la nuova normativa che la riguarda. In un mondo che si evolve sempre di più abbiamo sempre più bisogno di gente preparata, di gente che comunque porta avanti anche i mestieri che facevamo una volta in un modo diverso, in un modo attuale e sempre più tecnologico. E le imprese del Veneto sono al passo coi tempi per quanto riguarda proprio l'innovazione? Le imprese del Veneto sono avanti con i tempi, nel senso che non si sono mai fermate, hanno sempre attuato un piano di formazione che sta al passo coi tempi.